La città di Bassano del Grappa, medaglia d'oro al valor militare per meriti nella guerra di liberazione a 76 anni dall'eccidio del Grappa, ha ricordato unitamente alle associazioni partigiane combattentistiche d'arma, le tante autorità civili e militari, i martiri del Grappa, con quei 31 giovani impiccati in città, le tante fucilazioni, tutti giovani partigiani che si battevano per la libertà della patria. Le celebrazioni sono iniziate con la Santa Messa officiata da Don Andrea Guglielmi, arciprete abate di Bassano. Si è rifatto alle parole di Liliana Segre, da 2 giorni cittadina onoraria di Bassano, ha fatto riflettere sui giovani e il tipo di società che diamo loro. Si è passati al deporre una corona d'alloro al monumento dei caduti posto in piazza Garibaldi. Il corteo è poi proseguito in Viale dei Martiri, quel viale così tristemente famoso, onore ai caduti, deposizione di una corona d'alloro alla lapide dedicata ai martiri della libertà. In sala da ponte, momento conclusivo, il sindaco Pavan ha parlato dell'importante avvenimento storico con il coinvolgimento delle scolaresche e l'evento quest'anno dedicato a Pietro Piotto. Il suo cappello era sul palco. Alpino, scomparso un paio di settimane fa all'età di 101 anni. Memoria degli internati, era stato a Kassel, Germania. Salutiamo Pietro Piotto che pochi giorni prima di lasciarci ha reso una testimonianza lucidissima che è stata registrata e si tratta proprio di un testamento spirituale. Il suo racconto di quello che ha vissuto rimane quindi indelebile. E ha parlato delle scolaresche coinvolte nell'evento e dell'importanza della sensibilizzazione verso le nuove generazioni per non dimenticare una pagina di storia che ha visto tristemente Bassano del Grappa come protagonista. A chiudere la cerimonia, fatta di tanti momenti, la storica professoressa Chiara Saonara.